L'agricoltura è un settore abbastanza vecchio, il 50% delle aziende agricole è gestita da over 55 anni. Per questo l'Unione Europea ha deciso di mettere a disposizione dei giovani delle risorse attraverso il PSR. Noi siamo venuti da un giovane, siamo a San Zenone, siamo in provincia di Treviso, siamo nell'azienda agricola di Mauro Rinaldo. Allora, ciao Mauro, è un piacere essere qui. Allora, siamo in mezzo alle tue vacche da latte. Vacche da latte, sì. Quante ne hai? Sono 130 attualmente in mungitura. Diciamo abbiamo 150 capi adulti e più o meno altrettanti di rimonta. E niente, la mia scelta dopo l'università è stata quella di continuare il lavoro dei miei genitori che hanno preso le redini da mio nonno. Mio papà ha iniziato negli anni 90 dalle 10 vacche di mio nonno e non ne abbiamo mai comperate, abbiamo sempre allevato le nostre vitelle, le femmine che nascevano, e adesso siamo arrivati a questo punto, insomma. Un'azienda mi sembra anche ben attrezzata, so che avete fatto degli investimenti importanti, proprio utilizzando le risorse del passato PSR, se non sbaglio. Sì, diciamo che ho iniziato nel 2008, dopo l'università, facendo la domanda del primo insediamento. E diciamo che con quel contributo lo abbiamo speso per la maggior parte per sistemare quella che era il problema sulla direttiva nitrati, che ci obbligava ad avere uno stoccaggio di minimo 4 mesi, e quindi abbiamo dovuto comprare il terreno e fare la costruzione della vasca. E ci sembrava una cosa un po' assurda spendere così tanti soldi per quanto riguarda lo stoccaggio dei liquami, però dopo averla avuta abbiamo capito cosa vuol dire spandere il liquame quando si hanno le vasche piene, oppure spandere il liquame quando agronomicamente è giusto. A me piaceva capire, Mauro, che cosa ti piace di questo lavoro? Perché hai deciso di continuare, vabbè, quella che era una tradizione di famiglia, però insomma tu ti sei laureato in Scienze e Tecnologie Animali a Padova, una triennale, sì. Quindi insomma è sempre stata una tua, forse, passione che ti è derivata dalla tua famiglia? Sì, è stata una passione che fin da piccolo praticamente. A me piacciono gli animali e la campagna, perché non nascondo che anche in campagna mi piace andare, e allora cerco di coniugare un po' tutto, sapendo che è sempre la stalla che porta a casa il reddito maggiore, cioè il reddito si fa nella stalla. La campagna deve essere complementare alla stalla, è importante anche perché dal punto di vista dei regolamenti abbiamo bisogno dei terreni, però non deve spendere quello che si ricava dalla stalla, deve magari investire, deve essere un investimento anche nella campagna. Adesso è un po' un azzardo dirlo, ho iniziato con la semina diretta e sembrerebbe che la cosa funzioni, è tutto da valutare ogni annata a seconda del meteo, di come vanno le cose. Bisogna stare un po' attenti, non è una cosa diciamo diretta come l'aratura e la preparazione del letto di semina che si faceva una volta, che più o meno ti consentiva di seminare in qualsiasi condizione. Adesso ci sono delle valutazioni maggiori da fare, però c'è una maggiore riduzione di costi e quindi anche la campagna ci aiuta a andare avanti in questo settore che con gli ultimi prezzi del latte non è molto... Immagini, infatti non volevo farti questa domanda, forse per non rovinarci questa chiacchierata. Insomma, sappiamo che il comparto del latte è in grossa difficoltà per appunto la bassa remunerazione al litro, ma insomma, Mauro, rifaresti quello che hai fatto fino adesso? Sì, sicuramente. Grazie Mauro, è stato un piacere esserti venuti a trovare qui nella tua azienda, e da San Zenone degli Ezzerini, provincia di Treviso, è tutto, ridiamo la linea allo studio.